Buongiorno a tutti, buon anno 2020 e benvenuti a questa nuova puntata del nostro tutorial sull'Austria. Oggi vorrei parlarvi dell'Associazione Italiani in Carenza, di cui io sono presidente, e la dottoressa Carla Mura, che qui con me è vicepresidente. Ciao cara Carla. Ciao Enrica. La nostra associazione fornisce da oltre 10 anni un supporto gratuito agli italiani che vogliono trasferirsi per le più disparate ragioni in Carinzia. In particolare assistiamo i nostri associati nei rapporti con le autorità austriache, forniamo loro i recapiti di professionisti austriaci che parlano anche l'italiano, organizziamo seminari con argomenti sempre diversi con lo scopo di permettere agli amanti dell'Austria di valutare approfonditamente un loro eventuale spostamento in questa stupenda nazione. Ci tengo a sottolineare che, essendo la nostra associazione senza scopo di lucro, le attività che svolgiamo sono completamente gratuite. Chiediamo solo una fee annuale di 60 euro per poter diventare membri dell'associazione. Visto che Carla è la persona che raccoglie i primi contatti e con le persone che chiamano la nostra associazione, vorrei oggi rivolgere a lei alcune domande, così che anche voi possiate capire meglio come si svolge la vita della nostra associazione. Cara Carla, quali sono le richieste più frequenti che arrivano dai nostri connazionali? Direi che principalmente mi vengono rivolte domande sulla qualità della vita qui in Austria e richieste sull'iter burocratico da seguire per il trasferimento della propria residenza in Carinzia. Gli italiani che ci contattano solitamente vogliono effettuare dei cambiamenti lavorativi o personali nella propria vita e per questo pensano all'Austria come paese vicino all'Italia, ma dove tendenzialmente trovare più ordine e disciplina. Corretto. Carla, potresti spiegare ai nostri ascoltatori come in pratica l'associazione aiuta coloro che si rivolgono a noi? Volentieri. Dopo diverse telefonate e incontri che precedono il trasferimento vero e proprio, la nostra associazione fornisce un elenco completo di tutti i documenti da presentare per fare il grande passo. È una lista di professionisti che parlano italiano e possono aiutarli nella prima fase. L'agente immobiliare, il notaio, il commercialista, l'avvocato, l'interprete sono le figure più richieste sia nell'immediato che in una fase successiva. Carla cara, ma qual è stata la domanda più bizzarra a cui hai dovuto rispondere? Non è molto bizzarra come domanda, ma sicuramente inaspettata. Mi è stato chiesto: c'è in Austria l'obbligo di vaccinare i bambini? E tu che cosa hai risposto? Io ho risposto che non c'è un obbligo, ma la copertura in Austria è molto alta, cioè tutti i bambini qui sono vaccinati contro le principali patologie. Corretto, anche i miei bambini. Carla, l'associazione riceve richieste solo da privati o anche da società italiane? Posso dire che ci contattano in misura simile entrambe le categorie. Certo. Circa il 40% delle domande che riceviamo vertono su questioni fiscali, quali per esempio l'apertura di ditte individuali o SRL in Austria, oppure su investimenti nell'ambito immobiliare. Carla, spieghiamo agli ascoltatori quali attività ludiche abbiamo in programma di organizzare quest'anno, il 2020. Certo, questo è un tema che interessa a tutti. Organizzeremo cene e colazioni a tema, concerti in cui si esibiranno musicisti italiani e austriaci e passeggiate lungo i bellissimi laghi austriaci. E fra gli eventi in programma, vuoi dire due parole sull'imminente evento previsto proprio per il mese di gennaio? Certo, fra gli eventi in programma mi sembra opportuno segnalare quello che si terrà il giorno 24 gennaio prossimo presso l'Hotel Globo Plaza di Villach, nel corso del quale si parlerà di investimenti immobiliari in Carinzia. Anche questo evento per gli associati è gratuito, vi parteciperanno un commercialista, un agente immobiliare ed un avvocato che sono bilingui. Benissimo, per oggi è tutto. Grazie cara Carla per il tuo intervento. Grazie a te Enrica. Se vi è piaciuto il video lasciateci un like oppure condividetelo con le persone che potrebbero avere interesse all'Austria. Carla, potresti dire l'indirizzo email dell'associazione per chi volesse eventualmente contattarci? carlasitaca@gmail.com. Ottimo, tanti cari saluti a tutti e alla prossima settimana. A presto.